Alpe d'Evero, un altopiano chiuso dalle montagne in Val d'Ossola che oggi affrontiamo in questa giornata di mototrekking. Abbiamo raggiunto l'altopiano in moto, data l'alta affluenza di persone, parcheggiato vicino alla partenza e siamo adesso sull'altopiano dell'Alpe d'Evero. Iniziamo la nostra escursione al lago di Devero a circa 1 ora e 10, 1 ora e 20 dal parcheggio della moto. L'ambiente è molto bello, la giornata splendida, ieri ha piovuto tutto il giorno e oggi il cielo è abbastanza limpido, si vedono bene le cime e sarà una giornata divertente. Vediamo più avanti. Primo tratto del sentiero che si addentra dentro il bosco, non è particolarmente difficile, la salita è lieve, pendio non eccessivo e quindi si affronta in maniera molto facile, per il momento adatto a tutti, anche a famiglie con bambini. Primo strappo non particolarmente impegnativo, fatto anche di una scalinata nella roccia che quindi risulta abbastanza facile anche se tronca un po' il fiato. Breve strappo, dicevamo, terreno che ritorna pianeggiante e in alcuni tratti ridiscende leggermente. Il torrente intanto scorre accanto a noi ed è abbastanza una costante sentire il suo allegro gorgogliare. Il percorso poi alla fine si apre in un'ampia vallata dove scorre il torrente al centro. In lontananza si vede la diga del lago d'Evero. Qui sotto ci sono rifugi, posti, ristoranti per mangiare e un sacco di gente, ovviamente, perché esiste anche un altro percorso che porta fino a Crampiolo e che è molto più semplice di questo qua e da dove si può affrontare in qualsiasi modalità. Continua la presenza di fontane per approvvigionarsi d'acqua fresca, quindi nessun problema per riempire le borracce. Abbandonato il piccolo borgo di Crampiolo, proseguiamo sul percorso che porta verso il lago. Il paesaggio è veramente idilliaco, suggestivo nonostante l'esagerata presenza di persone. Percorso verso il lago e la diga prosegue in maniera tranquilla, costeggiando il ruscello che mormora accanto a noi. C'è una leggera salita che si inerpica verso il lago e la diga, ma che non sembra essere particolarmente difficile. Vediamo quanto dura. Suggestivo il lago che si apre davanti ai nostri occhi, incastonato fra le montagne. Non è molta la presenza di acqua in zona, ma effettivamente la stagione non è stata molto generosa a livello di precipitazioni sia nevose che piovose.
proseguiamo costeggiando le acque, le coste del lago di Devero dall'alto verso il lago di Piamboglio, che è situato circa un'ora dalla diga. C'è qualche nuvoletta in più che oscura il sole, regalandoci qualche brivido, ma abbiamo le felpe con noi e se il vento si alza ci metteremo la felpa e se piove ci sono i bruchi da tutte le parti. Il sentiero adesso è pianeggiante all'interno del bosco, davanti a noi le montagne, il lago rimane più spostato a destra e non lo vediamo in questo momento. Il sentiero risale leggermente e si torna a vedere il lago di Devero dall'alto. Sali-scendi su una pietraia non difficile ma che mette a dura prova le articolazioni, caviglie e ginocchia. Costeggiamo ancora il lago, siamo quasi arrivati alla fine del lago, paesaggio meraviglioso con il sole che gioca sui colori delle acque del lago fra le nuvole, meraviglioso. Il contesto è veramente bellissimo. Difficile descrivere con le parole e spero che le foto e le immagini servano non a regalarvi le stesse emozioni ma a darvi la voglia di venire ad affrontare questo percorso che non è difficile ma che regala tante emozioni. Affrontiamo adesso quello che dovrebbe essere l'ultimo tratto di risalita al lago. Alle nostre spalle l'invaso artificiale del lago di Devero che si vede dall'alto e il sentiero che si inerpica senza esagerare verso l'Alpe. Vediamo adesso, dovrebbero mancare circa 20 minuti da qui arrivare al lago. Con accanto il torrente che gorgheggia, felice, ci avviamo a quella che sembra essere l'ultimo tratto prima di arrivare alla vista finalmente del lago e non penso che possa essere altrimenti dato che la corona delle montagne ormai chiude qualsiasi tipo di passaggio, dobbiamo essere in vista del lago. Siamo arrivati al lago di Malgioglio, ma che cavolo è quello lì, insomma. Ok. Estasiati dai colori del lago,
col sole che ormai comincia la sua parabola verso il tramonto, anche noi terminiamo la nostra escursione. Raggiungiamo adesso la diga del lago di Levero per poi riscendere al paese e tornare al parcheggio dove ci attende Atena per riportarci a casa, stanchi, affamati, ma veramente soddisfatti. Come Tatina? Estasiati! E l'escursione doveva essere terminata, però il cartello con scritto Lago delle Streghe 10 minuti era troppo allettante per poterci rinunciare e quindi piccola deviazione, Lago delle Streghe. Il verde delle basse ed immobili acque del Lago delle Streghe conclude adesso veramente la nostra giornata. Rientriamo alla moto per poi raggiungere casa.